chiudere, quindi recuperiamo velocemente. Sì. Tamponi molecolari 3.837.128, rapidi 2.792.370. Nelle ultime 24 ore i positivi sono 701, che rappresentano l'1,53% dei tamponi fatti, ovvero 45.735 tamponi nelle ultime 24 ore, 701 positivi, che equivalgono all'1,53% di incidenza. Positivi in totale 317.979 sono i positivi dal 21 febbraio. Positivi ad oggi in Veneto 26.330. Ricordo che forse 10 giorni fa ne avevamo 99.000. Ricoveri, anche questo è un bel dato che continua a scendere, 1.771. Sono così distribuiti. Considerate che qui avete sempre i positivi con i negativi. 181 in area critica, che in realtà sono ormai 120, una roba del genere, ho visto stamattina, 122 forse, si può dare un'occhiata per favore. E 1.590 in zona non critica, quindi area medica, meno 46, quindi meno 7 in terapia intensiva e meno 46 in area non critica. Sì. 147 sono, diciamo, positivi. I decessi più 65 nelle ultime 24 ore. Considerate che c'è sempre il tema del recupero dei dati magari non caricati della domenica, come vi dico sempre. I dimessi sono quasi 15.000, sono 14.970. Questo è il dato. Volevo dirvi che rispetto ai ragionamenti che facevamo ieri, già ieri noi avevamo predisposto un'ordinanza, oggi la presento, fondamentalmente non è un'ordinanza che stravolge la vita e le attività produttive, ma sicuramente dà delle indicazioni utili ai cittadini e alle amministrazioni. Vi leggo solo il dispositivo. L'idea è quella di fare in modo che non si creino assembramenti pericolosi per la ripresa dell'infezione. Avete visto che fra l'altro abbiamo dei casi, ne cito uno per tutti, l'Umbria, dove c'è una reinfezione, è il caso di definirla così, perché è ripartita la curva dell'infezione in una regione che quando noi avevamo quelle giornate pesanti e importanti è una regione che non aveva alcuna emergenza. Per cui capite che lo scenario, come vi dico sempre, può cambiare repentinamente. Per evitare che cambi repentinamente, un minimo di accorgimenti dobbiamo avere. L'ordinanza, che è in vigore fino al 5 di marzo, oggi, dalle ore 24 di oggi, cioè nel senso che la firmo oggi, facciamo in modo, non c'è nessuna, come si può dire, non ha impatti di dire che uno deve comprare dei tavoli o fare qualcosa, cioè non... Sì, perché scade il DPCM il 5 marzo, ecco, per questo c'è una, a onor del vero, c'è una revisione a metà strada per alcune misure il 15 febbraio del DPCM, perché ci sono alcuni aspetti che non sappiamo se verranno rinnovati o no. Prudenzialmente scriviamo 5 marzo, dopodiché se va in contrasto con magari nuovi provvedimenti verrà revocata, come è giusto che sia. Allora, cosa dice l'ordinanza? Evito di leggervi tutto il dispositivo che non serve, vi leggo la parte importante che è quella del cuore dell'ordinanza. È consentita dalle ore 15 alle ore 18 l'attività di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente con consumazione da seduti sia all'interno che all'esterno dei locali. Fondamentalmente dalle ore 15, perché alle 18, lo ricordiamo magari qualcuno magari potrebbe non ricordare più,
alle 18 chiudono tutti gli esercizi, cioè gli esercizi di somministrazione bevande e alimenti, quindi bar e ristoranti. Quindi dalle ore 15 si consuma solo da seduti, tutto qua. Si può regolarmente, o su posti regolarmente collocati negli spazi disponibili da parte del singolo esercizio, in ogni caso nel rispetto dell'obbligo di distanziamento interpersonale di 1 metro e delle altre disposizioni delle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni. Sono tutte cose che si sanno, ma le ripetiamo, cioè, sapete che c'è il distanziamento personale e la disposizione di tavoli secondo le linee guida, ma i nostri esercenti lo fanno già. I servizi di ristorazione devono esporre all'ingresso un cartello indicando il numero massimo di persone ammessi nel locale. Nel senso che se hai un ristorante o hai un plateatico, devi sapere quante persone puoi ospitare. È vietata la consumazione di alimenti e bevande per asporto nelle vicinanze dell'esercizio di somministrazione. Della serie, se c'è la pizza da asporto o altre realtà da asporto, che so, il gelato, così nessuno si offende, non è che 1000 persone comprano il gelato e restano davanti alla vetrina a mangiarlo nella piazza dove c'è la gelateria, perché quello dà vita a condizioni di assembramento. È sempre consentita e fortemente raccomandata la vendita con consegna di alimenti e bevande a domicilio. In applicazione dell'articolo 1, è quello di dire ovviamente che per abbattere gli eventuali assembramenti dalle 15 si sta seduti, e quindi in applicazione dell'articolo 1, comma 5 del DPCM del 14 febbraio 2021, ricordiamo anche perché scriviamo sta roba, i sindaci possono disporre, c'è scritto nel DPCM, la chiusura delle strade o delle piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento per tutta la giornata o per determinate fasce d'orario, fatta salva la possibilità di accesso o deflusso agli esercizi commerciali. Questo non è, attenzione, questa non è una disposizione regionale. Ricordiamo semplicemente, siccome spesso ci viene fatta richiesta, ma possiamo, lo ricordiamo e diamo anche l'estremo di legge, gli estremi, scusate, di legge, perché un amministratore possa dire sì, effettivamente lo posso fare in base al DPCM del 15 gennaio. Fondamentalmente sono disposizioni che avevamo già adottato in Regione Veneto. Vi ricordo che la parte, diciamo, più importante fu adottata quando si mise come orario limite le ore 11, se non ricordo male, quando ci fu proprio il problema. Oggi verosimilmente pensiamo che si possa adottare dalle ore 15, dopodiché vedremo anche l'evolversi della situazione. Penso che sia una situazione, seppur come si può dire, di sacrificio, ma sia assolutamente affrontabile e gestibile. Cioè ringrazio anche i sindaci per le collaborazioni che hanno sempre dimostrato, i sindaci delle città capoluogo, ma non solo. C'era anche un'idea di rivolgersi solo alle città capoluogo. Ne avevo parlato anche con il sindaco Conte, di dire ma perché non si fa una roba solo per i comuni capoluogo? Però è pur vero che se il comune capoluogo magari ha la restrizione, magari il comune adiacente potrebbe inventarsi, diciamo, visto e considerato che non ha quella restrizione, cose che creano ancora più assembramenti, per cui penso che sia corretto nei confronti di tutto. Non c'è nessuna chiusura dei confini comunali, si fa appello sempre al buonsenso. Il buonsenso è quello che ci dice che, come si dice, cioè, tu puoi essere rispettoso della legge, però la legge ti impone anche di considerare che ci possono essere delle condizioni nelle quali, pur nel rispetto, metti a repentaglio la tua salute. Punto. Ci confortano i dati che stanno scendendo, vorremmo che scendessero al punto tale che di dichiarare finita l'epidemia, perché poi questo è il nostro obiettivo. Finché la pandemia, finché questo contagio non si risolve, noi siamo sempre nella fase emergenziale. E la grande preoccupazione, ripeto, so che sono ossessivo, ma lo voglio ripetere a quelli che magari stentano a credere a questo, il tema vero sono gli ospedali. Noi non possiamo permetterci di mandare al collasso gli ospedali e abbiamo l'obbligo morale di pensare ai ricoverati e ai nostri operatori che hanno già dato tanto. Se avete domande, dopo vi diamo il testo, anzi ve lo diamo ufficiale che magari non ci sia qualche refuso in questa. Allora, Tosato, Pederida, Bonnet, Giacomuzzo, ho visto bene Fois? Beh, cominciamo. Tosato. Filippo Tosato del Mattino, buongiorno. Buongiorno.
Lei consentirà, prima di addentrarci nell'ordinanza, Prego. una domanda di attualità politica. Mi guarda con un Sarà occhio, sempre la solita domanda con che un fai tutti occhio i giorni. rassegnato ormai. No, tutti i giorni me lo chiedi. No, c'è una C'è una questione. variante. Sì, nel senso che oggi i Abbiamo il giornali... vaccino per la variante. Oggi i giornali riportano un'indiscrezione secondo cui Salvini aspirerebbe a fare il ministro dell'agricoltura, ad entrare nel governo come ministro dell'agricoltura. Siccome lei ha un'esperienza specifica nell'ambito, volevo sentire se secondo lei Salvini potrebbe essere un valido ministro all'agricoltura. Ma guarda, io non... E se è opportuno che la Lega entri al governo direttamente con propri ministri. Ma guarda, io primo non commento indiscrezioni dei giornali. 2, ho rispetto per il lavoro che sta facendo il nostro segretario, che è l'unico che sta parlando con il presidente incaricato Mario Draghi. 3, i ministri, ricordo, li nomina il Presidente del Consiglio. È come se qualcuno commentasse la possibile nomina paventata da qualcuno di un nuovo assessore in giunta. Cioè, minimo dice, scusa, la nomina Zaia, cioè cosa fate? Il commento del commento di un'indiscrezione? No. Quindi penso che ci siano questi livelli doverosamente da rispettare. Non partecipo ai tavoli. La nomina di Draghi è dell'unico titolato a parlare di questo, Salvini, che partecipa al tavolo. Punto. Condivide comunque la linea della Lega di entrare direttamente al governo con propri ministri? Ma guarda, io non sono aggiornato su quale sia oggi l'intendimento del segretario nelle trattative, non so neanche quali siano il livello di ragionamenti che stanno facendo assieme, per cui non commento nulla di questa cosa, perdonatemi, ma lo trovo assurdo, no? Mi metto nei panni di chi è seduto lì a rappresentare la Lega e si sente commenti in giro di gente che non sa neanche a che ora che hanno fatto l'incontro. Non faccio parte di questa categoria. Bene, bene, sorvoliamo. Invece, venendo... quarto giorno che ci provi. Prima o poi sarò fortunato, cosa dice? Fai un titolo, metti la mia foto e basta, non serve il testo. Ecco, per quanto riguarda invece le questioni che più Prego. ci interessano da vicino, ovvero l'andamento del contagio. Ieri mi ha colpito una cosa che lei ha detto. Lei ha detto, non illudiamoci che il calo sia indefinito. Perché cioè, non solo una risalita è possibile, ma addirittura potrebbe essere probabile perché la situazione è cambiata. Siamo tornati in area gialla, le scuole sono riaperte. Avete segnali di rallentamento nella discesa? O no. per adesso? No. Ad oggi no. E il dato anche sulle terapie intensive, Mari, possiamo fare una stampa delle terapie intensive? No, ma nel senso che i numeri sono numeri in calo, il trend eccetera, è costante e confermato dal 1° gennaio, cioè non è una curva che faceva così adesso fa così, è una curva che comunque mantiene la direzione. Adesso vi faccio vedere un grafico così avete un'idea. Però ragazzi, cioè, è come giocare in borsa, non è che tutti i giorni va su, c'è anche qualche giorno che va giù, cioè. E allora, se dopo la pioggia viene il sereno, dopo il sereno viene la pioggia. Allora, io penso che lo scenario che ci troveremo sarà uno scenario diverso, perché cominciamo a avere già migliaia, sì, ma dopo la stampiamo, grazie, migliaia di vaccinati, pian piano crescono, abbiamo terapie, insomma, sta cambiando lo scenario, siamo più attrezzati sul contact tracing, che secondo me ha pesato molto su sta vicenda. Punto. Quindi c'era una paventata terza fase, perché noi siamo stati convocati ufficialmente di domenica sera dal governo, se non è stata una passeggiata a dicembre. Io, vi ricordate, vi dicevo, secondo me noi l'abbiamo già avuta questa terza fase, una massacrata come quella che abbiamo preso, penso che la dica lunga sul fatto che il virus qui si è presentato e ha fatto danni. Adesso cerchiamo di capire se chi sta crescendo sta scontando quello che non ha scontato prima, e un po' se guardate ad esempio alcuni dati macro, perdete la mortalità. Vedete che noi siamo l'8ª regione in Italia per mortalità. Quindi vuol dire che comunque c'è sempre, come si può dire, c'è qualcuno che recupera, qualcuno altro che non recupera, però il posizionamento è sempre quello. Quindi la media della curva dell'infezione
mantiene inalterate le posizioni. Parlo di curva della mortalità. Quindi adesso sarà da capire se chi non ha avuto l'ondata forte come la nostra, diciamo, sia semplicemente interessato da questa coda di infezione che lo riporterà, diciamo, nelle medie, oppure se questa coda di infezione, come la chiamiamo, invece di essere una coda di infezione, diventa una nuova infezione, cioè quindi diventa una fase 4. Questo non ve lo so dire. Ho un ultimo dettaglio che riguarda i vaccini. Lei adesso, cioè, io, come dire, sarò tetragono, però a dispetto degli annunci del commissario Arcuri del governo, i dati ufficiali parlano di una percentuale di popolazione vaccinata che è francamente modesta. Non riesco a capire a questa media di vaccinazioni come si possono rispettare i traguardi prima dell'estate, entro settembre, francamente non riesco a capire. Questo mi porta a chiederle se c'è qualche passo in avanti nella trattativa d'acquisto di vaccini da parte della Regione, che tanto interesse ha suscitato, mi pare di capire. Ti risponderei come una lettera, sapete, da fronte della Prima Guerra Mondiale, che filtravano tutte le informazioni, e un contadino ha detto: qua si sappa tanto, se vanga poco. Traducetela. Non la sai tradurre? Oggi fa il misterioso. La zappatura cosa prevede? L'avanzamento. Il vangare è arretrare in agricoltura. Quindi diciamo che abbiamo più zappato che vangato in queste ultime 24 ore. No, nel senso che potrebbe tradurcelo in termini piani. Tradotto, no? in maniera molto più potabile, vuol dire che comunque si è fatto un passo in avanti piuttosto che un passo indietro. Il dottor Follor sta seguendo questa vicenda, diciamo che ci dà, come si può dire, responsabilità sotto il profilo della legalità, della sostenibilità e delle autorizzazioni, e sia chiaro che il dottor Follor ha un mandato chiaro, cioè il percorso, ma del resto è persona che condivide questa sfida, e peraltro non può che essere così per tutti noi. Il percorso deve essere assolutamente tracciato per la limpidezza e la legalità, quindi ci vogliono tutte le autorizzazioni. E dall'altro il tema è che oggettivamente in una delle due interlocuzioni più solide che ha il dottor Flor, oggettivamente diciamo che la corrispondenza comincia a essere una corrispondenza importante. Dopodiché, se questo si traduce in un camion pieno di vaccini, oggi non sono in grado di garantirvelo. Cioè non vorrei mai che qualcuno un giorno si permettesse di dire che questa era tutta una farsa, come con le Olimpiadi, vi ricordate? È tutta un'invenzione. Cioè noi alla fine, se serve le carte, per chi le vuole vedere, le facciamo vedere, cioè non è che stiamo parlando di fantasie, di gente che si è inventata venditore di vaccini. Non chiedetemi perché c'è questa disponibilità sul mercato, perché non ve lo so dire. Vi siete dati un tempo? Ma io penso che se si tratta di chiudere la prima fase, che è quella di dire sì, c'è una questione di giorni. No. No. No, forse io ho detto, aspetta, forse, scusami, però devo mantenere il forse. No, devo averne parlato forse una quindicina di giorni fa, dicendo: guardate, c'è sempre sto venticello che gira, qualche offerta, eccetera. C'è qualcuno che può dirci o verificare se questo è una roba del genere? Devo averlo detto io in una delle tante riunioni che facciamo. Di certo all'ordine del giorno per parlare dei possibili acquisti fuori mercato, no, anche perché a livello nazionale si dà per scontato che non si possa fare, ce lo siamo sentiti dire dappertutto. Invece sembra che un canale istituzionale si possa tenere in vita. Ovviamente il retail e privato non esiste. Ma mi scusi, chi è che ha detto che non si può fare nel momento in cui l'AIFA ha detto che il farmaco è un prodotto farmaceutico e le amministrazioni possono acquistarlo purché sia autorizzato? Non capisco chi, guarda, noi mi ricordo chi si arroghi il diritto di dire che non è possibile. I primi giorni che se andate a vedere la rassegna stampa, anche i vostri pezzi, tutti hanno un po' tentato di dire: ma possiamo comprarceli? E venne fuori che c'erano dei limiti. E oggettivamente,
oggettivamente. C'è stato anche qualche produttore che rimbalzava, cioè diceva non posso. Cosa sia cambiato nel frattempo o cosa stia succedendo non ve lo so dire. Io so solo che c'è chi, diciamo, si propone e quindi vediamo di capire se sta roba si può andare al vedo o se è una farsa. Però insomma, non mi sembra essere davanti a Totò che vende il Colosseo. Filippo? Sì, grazie. Ora vi faccio vedere anche a beneficio dei cittadini che sono a casa. Questa è la curva delle terapie intensive. L'inizio dell'infezione e il calo. Cioè vedete che il trend c'è. È aggiornata stamattina. Mi ricordavo bene il dato, perché poi questo è il dato aggiornato di Rosi. 125, io ricordavo 122. Quindi domani voi avrete 125 minimo. Prego, solo i positivi. Che poi questo è il dato reale che vedrete nel rapporto della protezione civile. Quindi vedete la curva è, come si può dire, è inclemente proprio per il virus. E guardate che calo, cioè inspiegabile, no? Poi ve ne consegniamo una se qualcuno... Gliela mando io, Presidente. Hai finito, Filippo? Pederiva e Gazzettino, Angela Pederiva. Grazie, buongiorno Presidente. Buongiorno. Un chiarimento sull'ordinanza. Non Prego. so se sia scritto nel resto del dispositivo che non ci ha letto, ma ricordavo che nella versione diciamo di novembre-dicembre, poi ripresa peraltro da Federica in Friuli Venezia Giulia, c'era anche l'invito a reindossare rapidamente la mascherina una volta terminato di mangiare, bere o fumare. Sì, io ho omesso. Com'è il punto debole, come Sì, sappiamo? sì. Ho omesso questo aspetto. No, guardate, scusatemi, ho evitato di farvi chiaro, leggervi. però credo che sia un messaggio importante questo che noi dobbiamo dare poi ai cittadini. Che peraltro voglio ricordare, quella è un'ordinanza che nasce qui, che poi è stata mutuata in giro per l'Italia, ma nasceva qui, cioè appena finita la consumazione c'era l'ordinanza, si rindossa la mascherina, perché uno può, ecco, spieghiamolo soprattutto ai ragazzi, non è che tu, perché sei seduto al tavolo, il tema è che puoi non avere la mascherina, cioè bevi e poi c'è la consumazione, quello che è, e poi te la rimetti per parlare. Okay. Poi invece tornando sui vaccini, mi ricollego al collega, c'è una Stato-Regioni però convocata per oggi sul tema dei vaccini? 14:30. Ok, perché stanno trapelando alcune indiscrezioni secondo cui c'è ancora una revisione delle tabelle nella fornitura, perché Johnson & Johnson mi pare che essendo a dose unica sta un po', come dire, sovvertendo le stime che erano state fatte finora, e poi ci sarebbe anche una revisione delle categorie, il famoso tema dei forze dell'ordine insegnanti. Loro Ancora hanno non si sa fatto, nulla, dopo ve ne quindi... parla l'assessore ieri sera, hanno fatto anche una riunione tra assessori della sanità. Ok, già poi l'assessore ci dice. Poi il tema dello sport, visto che sta prendendo quota l'idea di linee guida, almeno così sono state al momento elaborate dal CTS, per la riapertura delle palestre e delle piscine. Anche su questo ci sarà un confronto con le regioni? Che cosa chiede il Veneto su questo? Ma sai, cioè, tutto, intanto deve essere tutto legittimato dall'Istituto Superiore della Sanità e dal Comitato Tecnico Scientifico Nazionale. Cioè, l'assunzione di responsabilità nel decidere durante un'infezione deve essere di natura scientifica. Dopodiché, se leggo che il CTS dice per noi è possibile aprire le piste da sci, a quel punto immagino che per la proprietà transitiva ci sia tutta una serie di attività per le quali si possa iniziare a pensare a un'azione di alleggerimento, quantomeno di alleggerimento. Ieri abbiamo parlato delle palestre, cioè ho fatto l'esempio di una palestra dove tu vai, ogni 2 ore fanno la sanificazione, fanno uscire tutti, devi andare su prenotazione, quindi non trovi più l'ingorgo come prima. Cioè, se il mondo fosse tutto organizzato così non avremmo neanche il virus, cioè, diciamolo fino in fondo. Le linee guida indicano ad esempio una riapertura graduale, intanto con lezioni individuali, senza l'uso delle docce, con il mantenimento delle distanze. Questa è basic, no? È base. Però penso che poi, insomma, io penso che il tema della lezione individuale, uno potrebbe dire, non fate le lezioni di gruppo, che so, lo spinning, faccio un esempio, no? Però adesso non vorrei che tutta la categoria dello spinning dopo mi scrive no, non ce l'ho con voi, ho fatto solo un esempio stupido. Però ad esempio che la palestra faccia la lezione individuale o in base alla sua metratura, come accade in un negozio, ci siano tot persone con prenotazione che si fanno la loro attività fisica e peraltro non prevedono neanche lo scambio neanche di una parola con un personal trainer, cioè non ci vedo il problema. Quindi
è un fatto di programmazione e le palestre sono già organizzate con le linee guida. Peraltro c'è da dire, lo parlo per esperienza, l'attività fisica in palestra la si può fare con la mascherina. Cioè chi fa pesistica, non fa attività aerobiche, lo può fare tranquillamente senza tutta sta cerimonia di dire che la mascherina è importabile. Cioè, io non ho mai avuto difficoltà e conosco una strage di gente che non ha mai avuto difficoltà. Si metterà una chirurgica piuttosto che un FP2, uno riesce a fare. Cioè, se deve fare la maratona, no. Comunque a chiarimento, anche perché mi arrivano segnalazioni o richieste di lettori che chiedono, per esempio, per i centri sportivi le attività giovanili. Ricordiamo che sono comunque decisioni che competono esatto, a livello nazionale. Al massimo ci può essere un passaggio in conferenza delle regioni, dove le regioni porteranno delle proposte. Linee guida, cioè, il punto di incontro è quello, però noi dobbiamo avere, per proprio l'organizzazione che è stata data in questo paese, che è un po' quella che hanno tutti i paesi, che c'è comunque una regia nazionale rispetto al tema sanitario, rispetto alle misure da adottare. Avete visto che la Germania comincia a dire che non sa quando toglierà il lockdown. Cioè, non è preoccupazione da poco. Ok, poi chiederò all'assessore altro. Prego. Giacomuzzo, Bonet, Fois. Cristina Giacomuzzo, il giornale di Vicenza. Sì. Buongiorno a tutti. Volevo chiedere intanto se c'erano novità rispetto alla casa di riposo di Torre di Quartesolo di cui avevamo accennato ieri, se vi è arrivato il report. Sì, sì. Dopo l'assessore Cristina dopo? Lo dice l'assessore. E l'altra curiosità che avevo riguardava gli anticorpi monoclonali. Nei Sì. giorni scorsi AIFA ha dato l'ok. Il tavolo che lei aveva accennato per capire come organizzare l'arrivo si sta muovendo? Sì, c'è sì. una visione di quando potrebbero arrivare questi farmaci? No, ecco, anche qui spieghiamolo. Intanto il tavolo è un tavolo che abbiamo detto al dottor Flor di organizzare, ovviamente con la figura centrale della professoressa Tacconelli, che non vorrei anche, fra l'altro, approfittare di invitarla in modo tale che viene a parlare di monoclonali. Lei è centro di riferimento per la sperimentazione per il monoclonale che ancora non è sul mercato autorizzato, che è quello italiano. Però al di là di questo, attenzione che la distribuzione del monoclonale non è che uno dice, boh, mandami un camion di monoclonali, avverrà come con Remdesivir. Sapete che Remdesivir aveva una regia nazionale e sulla base di richieste quotidiane c'erano dei plafond da distribuire per le regioni per, diciamo, tutti i candidati all'utilizzo di quella terapia. Quindi non è che avremo un magazzino e diciamo, boh, quanti ne vogliamo usare? Avrà, da quello che mi diceva anche il ministro, avrà sicuramente la modalità Remdesivir, quindi con l'antivirale che è stato utilizzato. E quindi avete già un'idea di quanti potrebbero essere i possibili candidati? No, perché sono i clinici che decideranno in base alle linee guida che hanno già, in base al paziente che si ritroveranno. Considerate che stiamo parlando delle prime fasi della malattia, perché poi si dice che, lo ha scritto anche il professor Palù, si dice che la parte strategica sono le prime 72 ore della comparsa dei sintomi. O uno comincia a dire, boh, sono positivo, comincio ad avere il naso tappato, c'è un po' di febbriciola, ecco, da lì partono le 72 ore che sono quelle strategiche, ma non per tutti, cioè sarà il clinico sempre a decidere. Sì, non torniamo al discorso che si è fatto anche col plasma iperimmune, dove tutti, addirittura abbiamo molti che ci scrivono e dicono, ma il mio amico, mi è capitato 2 giorni fa, è morto perché non hanno voluto dargli plasma iperimmune. Cioè, purtroppo non è così semplice la questione, perché non è che il plasma iperimmune risolve il problema di un paziente in terapia intensiva ventilato al 100% perché i suoi polmoni non si dilatano più. Capite che lì c'è un altro problema, il plasma iperimmune non è che è miracoloso, però magari in altri casi invece viene somministrato. A sto punto Fois per rinuncia Bonet. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Io torno sui vaccini intanto con una segnalazione che ci arriva dall'ospedale di San Bassiano. Sono dei lavoratori di una cooperativa addetti alle pulizie, i quali segnalano
come nonostante loro puliscano tutto l'ospedale, entrino nelle stanze di degenza, siano continuamente in contatto con i malati, forse anche più di certi infermieri e medici, non siano stati vaccinati. È stato vaccinato tutto il personale, anche chi si trova negli uffici amministrativi, quindi non a stretto contatto. Loro che sono in prima linea invece c'è solamente un tampone. Ma guarda, allora, come è accaduto per i tamponi, anche per i vaccini, questi sono lavoratori della prima fase, assieme ai medici e a tutti gli altri lavoratori, anche se sono delle cooperative, perché io mi ricordo questo. Prego. Ricordiamo che non è finita la prima fase terminerà tra questa settimana e i primi giorni della prossima, ancora per le prime fasi, per le prime dosi, scusatemi, e poi dopo 21 giorni, quindi può essere che saranno chiamati, io mi penso, Molto prossimamente, quindi possiamo dire. verifichiamo Sì. anche in questa settimana, in questi giorni. Se tu poi ci dai il numero, cioè il nome della cooperativa, facciamo verificare al dottor Simoni, che se ci ascolta potrebbe già magari raggiungere una telefonata dell'assessore Lanzarin e dire, magari dare un aggiornamento rispetto a questo. Grazie. Perfetto. Volevo anche chiedere un'altra cosa che ci viene segnalata, spesso molti spettatori ce lo chiedono, visto che poi sarà discussa in conferenza Stato-Regioni anche la fase 2 dei vaccini, e sono quelli che vengono definiti soggetti estremamente vulnerabili, quindi persone con patologie molto gravi. Ci chiedono in continuazione se è possibile prevedere quando avverrà il vaccino per loro. Chiaramente non sono anziani, ma comunque in una condizione, diciamo, di rischio. Prego. Ma allora, nel nuovo piano, diciamo che è il piano che andrà oggi in conferenza delle regioni, che è il piano in continuazione rispetto alla prima e alla seconda fase, prima fase A e fase B degli over 80, che ricordiamo è il piano che il ministro Speranza ha presentato alla Camera e al Senato, quindi è il piano insomma presentato da questo. C'è una fase con tutte le patologie varie, si va quindi dalle patologie cardiovascolari piuttosto che le persone in dialisi, con le persone con diabete, le persone insomma che hanno diverse patologie. Non c'è una cronologia, e quello che hanno detto ieri le regioni presenti, gli assessori della sanità, facciamo fatica a programmare non avendo la certezza di quando ci arrivano i vaccini, perché per tutte queste persone il vaccino da utilizzare è o Pfizer o Moderna, quindi non AstraZeneca. Quindi quello che abbiamo detto ieri sera è proprio che va bene questa stratificazione, quindi per patologie, quindi per anche gravità di patologie, che è indifferenziata in base all'età, quindi indipendentemente che uno abbia 40 anni, 45, 60, 70, 80. Però oggi, non avendo certezza dell'arrivo dei vaccini, facciamo fatica anche noi come regioni a programmare questa fase. Quindi abbiamo chiesto che ci sia chiarezza rispetto a questa partita. Grazie. Bonet. Sì, volevo capire anche a chiarimento per chi ci Marco ascolta. Bonet, Corriere del Bene. Le regioni hanno facoltà di stabilire delle categorie di priorità? No. Perché invece noi abbiamo continue segnalazioni, ma nelle altre regioni fanno passare avanti questa categoria piuttosto che quest'altra. Cioè, quindi le regioni non hanno possibilità di stabilire un ordine di priorità nella vaccinazione. C'è un piano nazionale, e proprio perché non si verifichi queste situazioni di confronto tra regioni abbiamo chiesto che ci sia un'uniformità di applicazione del piano, perché altrimenti capitano questi confronti. Quindi ci siamo sempre basati su, in questo caso, anche un elenco di persone che soffrono di determinate patologie. Non so, le persone che sono in ossigenoterapia hanno precedenza rispetto alle persone che hanno il diabete, per esempio, no? Però le regioni devono seguire questo ordine. Sì. Stabilito dal Ministero. Sì, se posso aggiungere una cosa rispetto a questo, ad utile contributo, non è che ci è vietato di andare in ordine sparso, però voi capite che la questione è molto delicata. Cioè, la validazione scientifica che noi abbiamo chiesto a livello nazionale evita che qualcuno possa dire io ho avuto guai, o peggio un mio familiare ha perso la vita perché non è stato vaccinato a differenza di qualcuno. Capite che questo livello di discrezionalità, per dire noi non siamo ancora vaccinati, per dire no? Cioè, perché io dico sempre c'è la mia dose, è meglio che la fate a un anziano. È un fatto anche etico. Cioè, e quindi quando leggete di qualcuno che fa, io non so, magari lo farà anche, ma si portano in pancia una responsabilità etica e giuridica che di certo qui in Veneto non vogliamo fare.
Ricordi che tu il primo giorno dicevi, ma voi vi farete il vaccino? Visto, cioè, poi diventa realtà il fatto che se te lo fai, lo toglie a qualcun altro. Pur essendo noi categoria che dovrebbe vaccinarsi, vi ricordo, oltretutto. Qualche suo collega se l'è fatto? Per età, forse. Altre domande? No, mi Mi pare lascio che fosse l'assessore. l'assessore, sì, Ancora, sì. mi perdoni. Ah, scusa. No, mi perdoni io. Su Draghi. No, invece no, una domanda ancora sui vaccini che è suggerita da parecchi lettori. Non è come dire una volontà di tedio da parte mia. No, tranquillo. E siccome questa cosa della possibilità di acquisire nuovi vaccini viene presa molto sul serio. Anche noi. Ecco. E non voglio tirarla per la giacchetta su dettagli che sono oggetto di trattativa, ma almeno ci può dare un'idea di dimensione di cosa state trattando. Non chiedo dei decimali, ma insomma stiamo parlando di milioni di dosi o sì. Però vorrei dirvi una cosa, che finché... Chi era? Ma c'era un allenatore che diceva finché non dire gatto, finché non c'è... Trapattoni, grazie. Juve. Finché non abbiamo posto la parola fine a tutta questa interlocuzione, che per oggi è un'interlocuzione punto, ma ripeto, do la mia parola d'onore che non è un'interlocuzione fantasiosa, che sta tenendo esclusivamente il dottor Flor, noi non possiamo garantire a nessuno che arrivi il camion. Dopodiché ci dite, se qualcuno ci chiede la disponibilità sono di qualche scatolone o molto di più, vi dico molto di più. No, non stiamo parlando di piccole quantità. La ringrazio. Allora a questo punto... Lascio l'assessore Lanzarini. L'assessore aveva domande, tu? E anche la Cristina. E la Cristina sulla casa di riposo. Arrivederci. Allora, prego Assessore la Pederiva e la Casacomuzzo. Pederiva, Gazzettino. Grazie. Buongiorno Assessore. Buongiorno. Sui vaccini ha già risposto di fatto, quindi attenderemo il pomeriggio, quindi per questa Stato-Regioni. Ok. E invece avevo una segnalazione. L'unica cosa che Sì. aggiungo sui vaccini è che appunto in questo stralcio, insomma, del piano di continuazione della fase 1, in cui sono previste anche tutte queste categorie più a rischio, con chiaramente anche una suddivisione, sono previsti anche le categorie dei servizi essenziali, e quindi dei servizi essenziali che sono quelle che inizieranno a essere vaccinate con AstraZeneca. Comunico che AstraZeneca è in arrivo oggi, 20.400 dosi. E ieri sera, e quindi oggi verrà ribadito credo anche in conferenza delle regioni, si è deciso in Commissione Salute che la prima categoria che sarà vaccinata con AstraZeneca, quindi che potrà già essere iniziata dalla settimana prossima, noi stiamo organizzando adesso per l'inizio della settimana prossima, è quella degli insegnanti e degli operatori del mondo scolastico. Questa mattina ho già detto alla dottoressa Russo di sentire la dottoressa Palumbo e di fornirci gli elenchi anche per avere un numero di quelli che sono insegnanti e personale scolastico oggi presenti in Veneto e che potrebbero essere vaccinati. Saranno vaccinati nelle scuole o in altre strutture? Allora stiamo su questo ragionando, ne abbiamo parlato proprio stamattina, visto che la notizia di ieri sera verrà riconfermata e ribadita oggi pomeriggio, quindi stiamo facendo una valutazione rispetto al piano vaccinale con l'inizio della campagna per gli over 80 e come intersecare questi, e quindi poi appena avremo contezza di come riusciremo a intersecare questi due tipi di vaccinazione vi daremo un ritorno. Ok, comunque le lettere sono in partenza, insomma, pare di capire se dovete cominciare settimana prossima. Non so se faremo tramite lettere questo o tramite chiamata, stiamo ragionando con gli elenchi, vediamo un attimo. Ok. Poi invece avevo una segnalazione da una scuola media del Padovano, eventualmente poi le do i riferimenti, era a proposito dell'applicazione di nuovo del protocollo a fronte di positività in una classe, si ritorna a fare il tampone per tutti il prima possibile. La dottoressa Entro le Russo, 72 ore. ci diceva 72 ore. Qui invece arriva segnalazione di una positività accertata il giorno 5 di febbraio, con tampone fissato per tutti il venerdì 12 febbraio, quindi per una settimana comunque i ragazzi rimangono a casa. C'è lamentela dei
genitori perché dicono allora questa di fatto è una quarantena comunque. È dovuta al fatto che il protocollo è scattato da lunedì di questa settimana, quindi dal giorno 8 se non sbaglio. per cui- Esattamente, il protocollo è scattato lunedì 8, quindi la settimana scorsa vigeva il protocollo vecchio dove mettavamo in quarantena per 10 giorni senza tampone, facevamo solo il tampone alla fine dei 10 giorni. Ok, mentre da questa settimana ci assicura che ci sono le nuove regole con la nuova tempistica corretta. Grazie. Cristina Giacomuzzo, giornale di Lice. Assessore, mi scusi, per quanto riguarda AstraZeneca, le 20.000 dosi che sono arrivate oggi, è il quantitativo di consegna settimanale o mensile questo? No, penso settimanale, però Quindi sì. potrebbe ipotizzare che queste potrebbero essere le 20.000 settimane in pratica. Questo è Non so rispondere, Non si sa. dovremmo chiedere eventualmente domani, vediamo se c'è un calendario anche su AstraZeneca, perché mentre ce l'abbiamo da qua a fine febbraio per Pfizer e Moderna, oggi io non ho notizia di un calendario su AstraZeneca se non il quantitativo che ci arriva oggi e che quindi che è quello che è arrivato in Italia sabato. Domani al limite proviamo a capire se c'è un quantitativo mensile o comunque da qua a fine mese. D'accordo, grazie. E le chiedevo allora se ha novità per quanto riguarda il centro di Torre di Quartesolo. Lì abbiamo chiesto appunto una relazione, io ho sentito sia la prevenzione regionale sia la prevenzione tramite il commissario Pavesi. Abbiamo verificato che sono state eseguite tutte le procedure, quindi c'è stato uno screening continuo come previsto ogni 4-7 giorni per gli operatori e gli ospiti. Ci sono state le vaccinazioni il 12 di gennaio e il 27 si sono verificate la prima positività e poi un contagio. Hanno verificato appunto l'applicazione dei vari protocolli, delle varie modalità insomma che sono state eseguite. Quello che risulta è che probabilmente c'era un'infezione già in corso al momento della vaccinazione e da lì poi è scattato il focolaio. Quindi si sono poi seguiti subito i protocolli con la separazione tra i positivi e i negativi e con tutte le misure insomma, che vengono messe in campo in questi casi. Chiaramente la seconda dose che doveva venire fatta i primi di febbraio verrà rimandata quando le persone saranno negativizzate. Questa è una situazione che si può ripetere perché francamente a macchia di leopardo, perché nel momento in cui una persona si fa il vaccino, la prima dose, non ha ancora una garanzia di essere al riparo dal virus fino questo alla seconda l'abbiamo conclamata. detto fin dall'inizio, mi sembra l'ha detto il professor Palù, l'ha detta la dottoressa Russo, eccetera. La copertura avviene sicuramente con la seconda dose e dopo 10 giorni mi sembra che c'è, se noi vediamo anche un aumento di quelli che sono gli anticorpi delle persone dopo 10 giorni dalla seconda dose. Se c'è un'infezione già latente è chiaro che può verificarsi questo in un contesto probabilmente all'interno di una struttura c'è stato più di un contagio, questo si è verificato. Ed è una situazione Però io diversa. credo che sia un caso isolato. Okay. Non abbiamo riscontro di altri casi, perché un'altra cosa invece è la questione della geriatria di Rovigo, che invece non era legata alla vaccinazione degli utenti e dei pazienti che erano ricoverati. In che senso? Nel senso che mi diceva prima il commissario Compostella che deve aver fatto una conferenza stampa proprio stamattina, dico sembra perché anche qui non ho la relazione, entro oggi ce la manderanno, che il focolaio sia partito da una paziente ricoverata in geriatria, che al molecolare d'ingresso era negativa, ma dalla ricostruzione invece questa paziente aveva già un'infezione in atto perché era stata un contatto di un positivo che non era stato dichiarato prima durante l'accesso e durante quindi poi l'ingresso in ospedale. Quindi niente caccia al Novax in pratica. Su questo insomma io le ricostruzioni poi le hanno fatte l'azienda e quant'altro, però mi sembra di aver capito dalla telefonata che ho avuto col commissario Compostella che il focolaio sia imputabile appunto a questa persona che è entrata con un, ripetiamo, molecolare negativo, ma aveva già un'infezione in corso perché è contatto di un positivo che non era stato dichiarato e che quindi poi è risultato dopo 2 giorni positiva.
Tosato, Sì, poi chiudiamo, giusto? Assessore, 2 chiarimenti proprio sui vaccini scolastici. Intanto, quale ordine di scuole è contemplato? Da quale a Allora, quale, insomma? stamattina ragionando con la dottoressa Russo, pensavamo e riteniamo opportuno iniziare dalle comunità infantili, perché poi i bambini non sono quelli che per mettere in protezione gli adulti rispetto alle comunità infantili, e poi andare a salire, insomma, Fino ad arrivare alle superiori. comprese le universitarie. Ah, comprese Sì. le università. Tutto il mondo scolastico delle scuole, quindi dal 0 ai 18 anni, quindi alle superiori, comprese poi le università anche. Ecco, a proposito di età, Chiaramente il vaccino 18-55 anni. ecco, e per i docenti over 55? Abbiamo chiesto proprio ieri sera in questa commissione che ci sia un'espressione da parte di AIFA anche sulla possibilità di, come fanno altri stati, di prolungare l'età fino ai 65 anni per le persone chiaramente che stanno bene. Per le persone, come dicevamo prima, che invece hanno patologie e che rientrano in quella griglia che citavo prima, è chiaro che invece il vaccino che deve essere fatto è un altro. Però aspettiamo che ci sia un pronunciamento di AIFA e del Ministero. L'abbiamo chiesto ieri sera come regioni anche questo. Grazie. E con questo ci sentiamo domani.